Ci onora aver qui per ritirare il premio, e questo ci fa molto piacere perché vuol dire che andiamo nella direzione giusta, per l'Alpe Adria, il Friuli Venezia Giulia, la Presidente della Regione Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Presidente Serracchiani, la giuria non ha avuto dubbi? Sì, devo dire che è stato veramente un riconoscimento importante e anche una grande soddisfazione. I miei complimenti vanno agli uffici della Regione, anche perché hanno fatto un lavoro straordinario, sia la Direzione Infrastrutture che il Turismo, e naturalmente tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, che viene da lontano, dalla progettazione europea 2007-2013, dall'accordo con i due Länder di Salisburgo e della Carinzia, e che ci hanno permesso oggi di avere la più bella delle ciclovie italiane, che va da Salisburgo fino a Grado. Sono solo nella nostra regione oltre 180 km. È chiaro che dobbiamo completare, e ci siamo impegnati a farlo e lo faremo entro il 2016, alcuni piccoli lavori che ancora necessitano sull'infrastruttura, e poi ovviamente stiamo parlando anche di economia, oltre che di sport, di turismo e di benessere, e questa economia vorremmo crearla appunto con delle attività e dei servizi da sviluppare intorno alla ciclovia. Dunque mancano oggi ancora dei servizi attorno a questo mondo delle ciclobike? Assolutamente, riguardo a questa ciclovia l'impegno più importante, il servizio più importante è sicuramente il treno Micotra che facciamo con FUC. Questo è molto importante perché è adattato a ricevere appunto e a caricare le biciclette, viene molto utilizzato dalle persone che poi fanno la ciclovia. Ovviamente vogliamo avere maggiori servizi lungo il percorso, anche perché chi arriva da noi ha bisogno di alcuni servizi essenziali, e credo che insomma sia quanto mai opportuno poterli sviluppare. Invito